sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sembra ogni giorno, ogni ora che passa di vivere sempre di più dentro un incubo orwelliano, per cui le grandi altisonanti e vezzeggiate, no, istituzioni, riti internazionali si dedicano a costruire una realtà, una verità incontestabile da calare nelle nostre vite. Ieri il nostro Marco Tonini vi ha raccontato di questa inclinazione fortemente orwelliana della Commissione europea, che consiste nella proposta di istituire una struttura contro gli attacchi ibridi di disinformazione, che detto così suona bene ovviamente, ma poi c'è da stabilire il gioco di parole voluto, chi stabilisce cos'è disinformazione, c'è da stabilire lo sguardo di chi controlla, che sarà sempre orientato e che quindi che sarà sempre interessato, insomma una mega struttura che coordini l'informazione continentale, e ce la spacciano per un avanzamento della libertà. Ma oggi c'è una notizia da un certo punto di vista ancora più inquietante. Si riferisce alla conferenza sul clima, la COP30 in corso a Belém in Amazzonia, perché così le anime belle si ripuliscono la coscienza, no? Vanno in Amazzonia una settimana ogni X anni e stanno facendo una cosa significativa. Ora, in realtà questa conferenza non è significativa già solo a monte, già solo per il fatto che non partecipano tra gli altri Stati Uniti, Cina e India. Voi capite che una conferenza globale sul clima senza la partecipazione di questi tre attori economici, industriali, geopolitici è una supercazzola più che una conferenza. Ma in ogni caso, in questo rito autoreferenziale 10 paesi, tra cui ovviamente il Brasile di Lula, il Canada, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, hanno firmato una dichiarazione sull'integrità dell'informazione climatica. Cosa vuol dire integrità perché il problema è sempre lì: quali sono i criteri dell'integrità? Quanto sarà integro chi dovrà controllare l'integrità? Cioè ci si addentra in una serie di paradossi inestricabili. In ogni caso, secondo il comunicato, questo progetto è volto a contrastare la disinformazione e il negazionismo sul cambiamento climatico. Quando sentite la parola negazionismo applicata fuori dal suo campo di appartenenza, che è l'orrore intellettuale umano di chi nega l'olocausto, e lo vedete applicato in altri campi, e per la libertà di pensiero non si mette benissimo. E cosa vuol dire questa cosa? Perché coi canoni di lor signori, cioè negazionisti rispetto al dogma del cambiamento climatico dovuto alla malvagia iniziativa umana, potrebbero essere diciamo degli scienziati non esattamente irrilevanti, non al primo anno di fisica dell'università, no? Carlo Rubbia, Antonino Zichichi, sono persone che hanno messo in dubbio o hanno esplicitamente sostenuto che certo che c'è un cambiamento climatico, che è una costante nella storia, che ha anche dei picchi, diciamo, ma che non c'è un allarme apocalittico, e che questo allarme apocalittico che non c'è non è a maggior ragione dovuto all'iniziativa umana, non ha si dice genesi antropica al cambiamento climatico. Lo dicono Rubbia e Zichichi e non due estremisti qui al bar di fronte, e potrebbero rientrare in questa, come dire, piano di censura dell'informazione. Secondo i promotori, ovviamente l'iniziativa dovrebbe promuovere la diffusione di dati accurati e basati su evidenze scientifiche. Sì, quali però? Solo quelle che supportano una tesi, o siamo nel vero campo della scienza, cioè nel libero confronto tra ipotesi anche contrapposte? E il sospetto aumenta quando leggiamo che il testo incoraggia il coinvolgimento del settore privato nella promozione di pratiche di comunicazione e pubblicità trasparenti. Cioè, il fatto che questa sia soprattutto un'operazione lobbistica non scissa dal profitto di grandi aziende private viene un po'. E noi non abbiamo nulla contro le azioni di lobbying e nulla contro il profitto, anzi sono fenomeni sani, a patto che siano dichiarati, trasparenti, in concorrenza con altri che hanno altri obiettivi, e non ipocritamente omessi e spacciati per come dire, buone intenzioni globali.
il documento invita poi a unire gli sforzi per combattere gli attacchi contro giornalisti, scienziati, attivisti ambientali. Diciamo che oggi dal dibattito tende a essere espulso più chi critica, no, il catastrofismo climatico, no, piuttosto che chi lo sostiene. E poi in calce c'è una dichiarazione che contiene il tutto del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che definisce quest'ideona un passo decisivo per garantire che scienziati e ricercatori non debbano temere di dire la verità. La verità, perdonate, non è materia però scientifica, cioè la verità, sia come dire un oggetto di adesione mistica o una verità rivelata, è comunque con la verità al singolare con la maiuscola, ha a che fare con la fede, con la religione, con un atto di scommessa irrazionale, di adesione dell'animo, è quel campo lì. Il campo della scienza, non vorremmo scomodare Karl Popper e tutta l'epistemologia del secondo Novecento, ma lo facciamo, non ha come oggetto la verità, ha come oggetto un processo continuo, inesauribile di verità ipotetiche provvisorie messe alla prova sperimentale dei fatti, della falsificazione, diceva Karl Popper, anche in concorrenza tra loro, all'insegna del fallibilismo e della provvisorietà. Questo è il campo della scienza, non la verità, tutelata dalla COP30 o dall'Unione Europea o dall'ONU, e chi è fuori da questa verità è un dissidente. Questa cosa chiamatela come volete, ma certo non si può definire un modello liberale. State con noi però, perché ora c'è la nostra intervista settimanale, anche di questo parleremo con